Scusate, ma io sono abbastanza... sono un po' fuori oggi. Sapete cosa mi ha scosso? Allora, praticamente facevo le prove, adesso ho la giacca e non si vede. Facevo le prove con una maglietta, a un certo punto mi giro così, 2 fianchi, 21 giorni di dieta, ho sgarrato solo a Pasqua, sgarrato per modo di dire perché... cioè... Quindi se sono ricco e per un secondo ho quasi dimenticato il tuo nome, sto scherzando, non potrei mai dimenticarlo. Alla batteria Alessandro Pizzonia. Al basso Calcola, sanno tutti il tuo nome d'arte. Roberto Lo Monaco. Cori, anzi no, chitarra e cori, e coro, nel senso che cori. Stefano Profazzi. Al pianoforte. Orella. Martino Norato, nonché direttore musicale. Grazie. Poi ringrazio il mio ufficio stampa, Giuseppe Zaccariessa Sciallunatici, grazie. Ringrazio il mio manager, Ugo Cerruti. Poi ringrazio tutti coloro che hanno permesso che fossi qui oggi. Grazie. Ringrazio lo Swiss Fan Club, Fabiano, grazie. Se avessi avuto uno staff, molto probabilmente uno staff manageriale come voi dal principio, a quest'ora sarei... Però la mia fortuna è che sono molto giovane e quindi facciamo sempre il tempo. Ringrazio tutti voi. Ringrazio Daniele per aversi preso cura del copione e di tutto. Spero di non aver dimenticato nessuno. Ringrazio ovviamente i fonici, ringrazio Betta che mi ha smarrito con la sua... Che hai dimenticato? Nati Love You, ma quella posso anche non ringraziarla, tanto non si offende nessuno. Che poi Nati Love You, cioè, adesso lo sapete cosa? Allora, Nati Love You è una società che io ho aperto tipo 2011, tipo novembre 2011. Dobbiamo trovare un nome a questa società. Quindi cosa dico? La mia commercialista si chiama Natalia e il mio manager Ugo, poi vabbè, basta. Commercialista Natalia, manager Ugo. Ugo mi dice devi trovare un nome. Come lo possiamo chiamare? Chiamiamolo La Fenice. Ma no, La Fenice no. E gli ho detto vabbè, allora possiamo, mi chiama Natalia, allora hai deciso, gli ho detto guarda, chiamiamola Nati Love You. Io l'ho detta così, Nati Love You, cioè anche perché poi Nati Love You non è che mi chiama subito Ugo, bello, c'ho già come fare il simbolo bello, la chiamiamo ancora, siccome dovevo aprirla, chiamiamola Nati Love You.